Buongiorno carissimi, siamo qua novamente a vivere questo culto, questa nuova esperienza che já sta si tornando molto consueta tra di noi e speriamo che finisca subito. Ma quanto è prezioso stare insieme novamente, lontani, ma allo stesso tempo nello stesso spirito. Puoi aprire la tua Bibbia? Apriamo la nostra Bibbia. Luca 12, do versetto 13. Questa giornata vogliamo camminare sul senso della nostra anima, ci preoccupiamo tanto com a nossa saúde e tante volte nós stiamo perdendo o senso della importância della nostra vita, della nostra anima. Luca 12, versetto 13 in poi, c'è una storia qua che Gesù ci racconta. Ora, uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha constituito su di voi giudici o spartitore? Poi disse loro: State attenti e guardatevi di ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola: La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: Che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: Anima, tu hai molto bene, ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non ricco davanti a Dio. Gesù stava contando questa storia, questa parabola, perché la gente stava troppo preoccupata con i soldi, la ricchezza, i valori. Interessante che viviamo in questo periodo dove abbiamo già accumulato tante cose e abbiamo visto che non serve a niente. E non serve. Perciò che Gesù stava raccontando a loro: perché state litigando, usando la tua vita, la tua storia per creare un tesoro, creare delle grandi ricchezze che non serve a nulla nel futuro? Come sta la tua anima? Come sta la tua vita? Un virus invisibile oggi ha distrutto tanti sogni, tanti progetti. Tante volte nella nostra vita noi inseriamo tutto il nostro volere, un desiderio nelle cose che tra poco finiscono. E stiamo dimenticando l'eternità. Perciò, come sta l'anima tua? La tua anima c'è pace? E se Dio ti chiede oggi la tua anima, che cosa tu offrirai? Perciò che questa storia noi possiamo oggi pensare nella nostra vita e che Dio non dica a te, non dica a me, stolto, che possa dire: prudente. Tu hai investito il tuo tempo in quello che è prezioso. Iniziamo questo culto pensando: dove stiamo inserendo il nostro tempo? Dove stiamo inserendo veramente i nostri valori? Dove stiamo accumulando i nostri tesori? Preghiamo. Grazie, Padre, per questo momento, questo culto che offriamo a te. Guidaci, benedici e che possiamo vivere questo momento, questo culto, questa celebrazione con lo Spirito Santo. Misericórdia e grazia, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Cantiamo? Adoriamo? Possiamo esprimere il nostro amore per Dio in questo momento in adorazione? Questo culto è solo per Dio. Chi sogna perché il grande Dio mi accolga. Ero perso e mi salvo, è il suo amore, è il suo amore, che lui libera, libero sarà, sono figlio suo, si è così. Libertà ora ho per chi mi riscatto. Vivevo
per me morì, chi lui libera, libero sarà, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Sono scelta, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Oh mio Signore, se guardo il cielo e le stelle, se penso ai mondi, opera tua mano, se odo il tuo, la voce tua possente, il tuo potere mi porta a meditare. L'anima mia
Se penso a Dio che tuo figlio hai dato, per me morito, prenderlo non so. Se penso a Lui che in croce fu inchiodato, per me peccato, mire col suo amor. L'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande tu sei. L'anima mia, Signore, canta a te. Celebriamo Gesù, celebriamo. Ok, carissimi, siamo qua nuovamente per continuare questa esperienza di adorazione al nostro Dio e vogliamo condividere oggi il senso della nostra anima. Abbiamo iniziato questo culto con quella preziosa domanda: come sta la tua anima? E la tua anima oggi è inserita veramente in quello che Dio desidera? Leggiamo questo brano, Salmo numero 42, 1 a 6. C'è anche un cantico bellissimo che parla di questo. E questo salmo è la ricchezza dove abbiamo inserito la nostra anima. Salmo 42, versetto 1, dal versetto fino al versetto 6. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, ó Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché io celebrerò ancora. Ele è il mio Salvatore e il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me. Nostro Padre, vogliamo camminare questo momento, vivere questa esperienza di culto con te. Misericórdia e grazie. Nel nome di Gesù, teu Santo Spirito, guida-ci, Padre. Amém, Senhor. La grande domanda di questo testo qual è? Come sta l'anima mia? Come la tua anima? In questo periodo di solitudine a casa, una settimana, 2 settimane, 1 mese, 2 mesi, non lo so fino a quando, e questa storia che non finisce mai. Sembra quella pubblicità che abbiamo qua in Italia, no? Che dice che questo non finisce mai, sembra che questa storia non finisce mai. E così io devo pensare, l'anima mia, come sta? Perché la nostra anima non finisce mai. Tante volte noi ci preoccupamos com o nosso corpo, com o nosso físico, com o materiale, com a saúde, mas dimentichiamo quello che è più prezioso è la nostra vita, la nostra anima, e o nosso collegamento, la nostra intimità con Dio. E questa anima ha bisogno di essere riempita di una sorgente di vita. La nostra anima ha bisogno di essere riempita di qualcosa che possa dare soddisfazione alla mia vita. Quanto è bello quando noi andiamo a mangiare qualcosa e dopo beviamo una bevanda dolce e tu senti
non sono ancora soddisfatto, c'è sete. E dopo viene quella acqua veramente soddisfa e finisce la mia sete. Tante volte nós stiamo cercando nelle cose materiali una scoperta, stiamo cercando nei valori, stiamo cercando in ideologia, filosofia, delle cose che possono soddisfare la nostra anima, ma non soddisfanno mai. Una anima sempre ha bisogno di qualcosa in più se non scopre la persona di Dio. Una anima sente la mancanza di questa essenza che è la persona di Dio. Perciò questo testo qua, questo salmo, stava dicendo che questa persona nel deserto stava desiderando acqua. Acqua. Perciò io vorrei camminare in questo messaggio qua dei punti di quello che racconta in questa storia di un'anima che aveva sete. Come sta la tua anima oggi? Tu sei soddisfatto? Tu sei contento? Tu sei felice? Tu sei contento del modo come tu vivi? Questo momento di crisi economica, di crisi di lavoro, di crisi di tante persone nella parte di salute, tu ti senti in pace, sereno? Se tu la risposta è no, non mi sento ancora, perché non è proprio così, è perché la tua anima ancora non è serena nel Signore. La mia anima sente veramente la vera soddisfazione, l'oasi della vita quando c'è l'essenza del Signore insieme. Perché se ho cercato in ideologia, nel lavoro, nelle risorse umane, nelle risorse economiche, se ho cercato tanti altri valori, la mia anima sempre desidera in più. E quando esiste una crisi come questa, esiste una mancanza di sicurezza e di serenità nella mia vita. E questa è la risposta. Perciò cerchiamo qua dei punti importanti di questo salmo in modo che la mia anima possa essere soddisfatta. Punto numero 1. Mancanza di preghiera con Dio. No versetto 2 dice così: l'anima mia è setata di Dio. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte. Tu puoi immaginare questa persona dicendo così? L'anima mia è assetata di Dio. Il mio cibo sono le mie lacrime. Perché questa anima era in un deserto. Una anima in un deserto soffre la sete. Una anima in un deserto non è soddisfatta. Una anima in un deserto cammina dappertutto, ma non riesce a trovare l'oasi. E questa anima qua stava dicendo: la mia anima è assetata di Dio, le mie lacrime sono il mio cibo. Quando stiamo troppo in silenzio, la nostra anima è nella solitudine. Quando tu sei a casa da solo, la solitudine è la tua compagnia. E la solitudine non fa bene. Noi abbiamo bisogno di qualcuno per svuotare la nostra anima. Comunicazione. E la preghiera è la prima risposta. Perciò una anima ha bisogno di svuotare, una anima ha bisogno di parlare, una anima ha bisogno di uscire dal deserto, una anima ha bisogno di comunicare qualcosa. La preghiera è un parlare, non è solo un sfogo, è anche un sfogo, ma è un parlare. La preghiera è sentire la presenza di quello che mi ha creato. La mia anima ha bisogno di parlare con quello che mi ha creato. Dio, tu mi hai creato, io sono qua. Io sono in questo deserto, ascoltami. La mia anima soltanto uscirà di una situazione di solitudine nel deserto quando o mio parlare può trovare qualcuno che mi ascolta. Ma questo che mi ascolta deve capirmi. E l'essenza di questo che ascolta-me deve entrare e penetrare nel profundo della mia anima, esistere una perfetta sintonia. La mia anima ha sete di Dio, che Dio mi ha creato. La mia anima ha una sete di Dio perché è Lui che mi ha messo in questa situazione. La mia anima ha sete di Dio perché io devo condividere, parlare e avere questo sfogo con Lui, l'essenza di Dio che c'è nell'anima mia. Perciò le mie lacrime verranno e le mie lacrime diverranno il mio sfogo. O mio parlare trova la presenza del mio Creatore. E questa è la preghiera. E questa è la preghiera. Un modo che eu posso uscire di questo deserto, un modo che eu posso trovare questo oasi, è quando eu posso parlare com quello che mi ha creato, com Dio, e parlare de modo chiaro com Lui. Gesù affermou que eu sono l'acqua, e chi beve di questa acqua non avrà mai sete, mai più. Quando noi abbiamo questa sintonia com o nostro Dio, la sete non verrà più.
E o parlare, lo sfogo, la preghiera mi fa trovare questa sorgente, questo oasi. Se la tua anima hoje è un deserto, primo passo que eu te consiglio, parla com Dio. E parlare com Dio è prezioso, perché io parlo e Lui mi ascolta e esaudisce. Parlare com Dio è la preghiera che io posso fare con Lui e Lui mi ascolta e mi esaudisce. Quando sentiamo questo vuoto, questo deserto, questa sete, soltanto Dio, che è il nostro Creatore, può rispondere e darci questo oasi. Perciò il primo passo di questa mattina, in modo che la nostra anima possa uscire di questo deserto, è parlare con Dio. È la preghiera, è il gridare a Dio. È la preghiera, è dire tutto quello che l'anima mia sta soffrendo. È la preghiera. Secondo passo è intimità con Dio. Se eu sou em um deserto é porque eu não parlo com Dio. Se eu sou em um deserto é porque não existe intimità con Dio. E é questo o secondo passo. Perciò che il brano dice così: quando comparirò in presenza di Dio. Che cosa è presenza di Dio? Intimità. Adesso stiamo questa solitudine un degli altri, questo abbandono un degli altri. E vogliamo stare insieme. Ma l'essenza di Dio nella nostra vita, e nós stiamo gridando: quando comparirò nella sua presença, nella presença di Dio. Perché la presenza di Dio è vita. La presenza di Dio è dove io posso sentire la sua vita e la sua vita in me. La anima no deserto è quando manca non solo un parlare, ma quando manca o sentire la presenza. È un camminare con questa presenza. Domenica scorsa abbiamo parlato do quanto è prezioso camminare con Dio. Dio sogna con questo. Perciò uno dei dolori più grandi per una persona è la solitudine, è non sentire qualcuno, toccare, parlare, stare al fianco e continuare a condividere le cose del cuore e sapere che quella persona anche condivide con noi. Dio ci ha creato avere comunione con Lui. Presença significa intimità, significa sicurezza. Tu te senti sicuro com Dio? Ou tu ti senti sicuro la tua anima con Lui? La tua anima no deserto? Oppure la tua anima adesso sta camminando con Dio e tu ti senti in un oasi? E o deserto dell'anima è quando manca questa intimità, questa conoscenza, questa camminata con Dio. Perché quando esiste la intimità con Dio, io conosco Dio, e conoscendo Dio, eu me sento bene, eu me sento in pace, eu me sento tranquillo. Io lo so che questa crisi finirà, è breve. Ma è solo la conoscenza di Dio che mi parla di questo. Tanti salmi descrivono questo sentimento di deserto dell'anima, della solitudine. E il salmo dice così: non abbandonarmi, non lasciarmi. Dio, sia sempre con me, non mi abbandoni. Eu vorrei sentire la tua presenza. I salmisti gridavano per questo. Anche noi dobbiamo gridare per questo, per sentire questa compagnia, questa presenza. Dopo la conoscenza di Dio, troviamo la sua bellezza della sua presenza, questo Dio che ci esaudisce le nostre preghiere e è al nostro fianco. Gesù ci ha detto che quando andava via ha lasciato con noi il Consolatore. Chi era o Consolatore? Lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? È la presenza di Dio in noi. E dove è lo Spirito Santo? Dentro di noi. E questa intimità che Dio desidera, io devo sentire questo. Siamo stati creati per avere una profonda amicizia con Dio. Dio vuole essere il nostro grande amico. E Dio desidera che io sia anche il suo grande amico. Un deserto della mia anima è quando io non trovo in Dio la mia amicizia. O deserto della mia anima è quando eu non sto camminando con Dio e sento la mancanza di questa amicizia. Non possiamo vivere e godere della vita senza questo collegamento, la presenza di Dio. Perciò quando comparirò nella tua presenza, Dio, io devo cercare. La mia anima ha sete di te, perché io non sono nella tua presenza. Io sto in un deserto, perché eu non sono nella tua presenza. Tutto quello che tu hai fatto per me oggi, Dio, è per avere intimità con me. Oggi staremo celebrando la cena, e la cena è per avere intimità con Dio. Questo sangue di protezione e purificazione è il sangue che ci porta a avere intimità con Dio. Dio non può andare contro se stesso. Dio non può camminare no peccato. Perciò Dio fa tutto in modo che guarisca la tua anima, in modo che la tua anima possa stare vicino a Lui.
Dio vuole stare con te. Camminare con Dio è permettere che la nostra anima possa trovare riposo, sicurezza, uscire dal deserto e trovare questo oasi. Primo punto, parlare con Dio. Secondo, è avere intimità con Dio, comparire alla sua presença. Terzo ponto, e parece uma ironia em questo período. Terzo ponto do quanto importante é uscire del deserto. E dice così o testo: ricordo com profunda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio. Quando è stato il nostro ultimo culto, metà di febbraio, com a gente, nós não sapevamo quanto era precioso. Quando sarà o próximo culto, andare con la folla, andare in quel parcheggio, trovare quella gente, e a Padova lá que não se trova parcheggio, avere nostalgia di un parcheggio che non si trova. Siamo arrivati a questo punto dicendo: Dio, che nostalgia di arrivare a Padova e non trovare parcheggio. Che nostalgia di parcheggiare la macchina e aprire la porta e non c'è un fratello, una sorella che mi viene con un sorriso. E o texto dice: ricordo con profonda commozione il tempo a febbraio quando camminavo con la folla verso la casa di Dio. Quanto sentiamo la mancanza di nostro fratello, nostra sorella. Quell'abbraccio, quel sorriso, quella parola, quella faccia triste, quello sguardo. Sentire la voce del mio fratello e della mia sorella, sentire che il mio fratello e mia sorella che non sono educati, la mancanza di educazione, anche noi sentiamo la mancanza, quello fratello com aquela voce dura, aspra, com quel modo duro di parlare che non è neanche educato, noi sentiamo la mancanza anche di questo. Ah, quella faccia triste, sorridente, quella faccia dura oppure com alegria. Ah, quanto mi sento, io sento la mancanza di questo fratello, questa sorella, andare insieme alla folla, alla casa di Dio e sentire questa persona e dire: ah, nonostante tutto quello, adesso ho percepito quanto tu sei prezioso. Noi abbiamo bisogno di sentire Dio con la gente. Noi abbiamo bisogno di sentire Dio com o popolo, com le persone. Noi abbiamo bisogno di sentire Dio camminando. O deserto è una solitudine. Um oasi è quando eu trovo queste persone che Dio ha scelto per stare al mio fianco. Lo stesso Spirito che abita no mio fratello abita in me e adesso ci unisce un solo corpo. Com profunda commozione ricordo il tempo quello camminavo alla casa di Dio. Quanto bello vedere questo brano, la folla insieme in adorazione a Dio. Quanto è bello le nostre comunità, perché la gente abita lontano e quella domenica, mattina e sera, comincia a arrivare vicino e cominciamo a stare insieme in un solo luogo per adorazione, per lode ao nostro Dio. Quanto è bello vedere la gente che insieme si raduna, che provengono da tanti luoghi diversi lontani. È questo che questo personaggio stava dicendo: l'anima mia nel deserto, perché mi manca la gente. La solitudine è la nostra tante volte superbia di deserto. Una delle cose che io soffro tantissimo, una delle cose che sicuramente Dio soffre, è quando la gente in una domenica è a casa. È a casa. Uso tante scuse per non stare in mezzo alla gente. Sono i figli, sono questo, è il tempo, è la pioggia, è sole, è spiaggia, è montanha, tante scuse. Devo studiare, non devo studiare, tante scuse. Ma questo personaggio stava dicendo: l'anima mia nel deserto, perché io sento la mancanza della gente. L'anima nostra è nel deserto, quando noi stiamo con la superbia di camminare no deserto, nella solitudine. O la solitudine provoca un deserto. Io devo uscire di questo deserto. Io devo abbandonare questi stili. Io non posso vivere da solo, io devo prendere la bellezza di stare insieme con i miei fratelli e sorelle. E questo è l'oasi che Dio mi ha chiamato. Perciò che Dio crea la sua chiesa, il suo popolo. Dio crea la sua gente. Primo punto è parlare con Dio. Secondo punto, intimità. Terzo punto per uscire do deserto è camminare con la gente. Quarto, è quando esiste la mancanza di adorazione verso Dio.
O texto dice così: la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lodi, di una moltitudine in festa, perché lo celebrerò ancora. La mia anima, quando è nel deserto, è perché manca adorazione a Dio. Tante volte noi domandiamo perché dobbiamo lodare e cantare, perché abbiamo fatto quella canzone adesso, perché Dio desidera la nostra adorazione a Lui. Perciò l'adorazione del Signore è parte della nostra esistenza. Noi siamo stati creati per adorare. Noi non siamo stati creati per stare con la bocca muta, in silenzio. Noi siamo stati creati per adorare a Dio. L'adorazione del Signore fa parte della nostra essenza, della nostra esistenza. Noi esistiamo per adorare Dio e la musica è una creazione di Dio con questo obiettivo. Quanto tempo fa che eu non adoro a mio Dio con la Chiesa, con il popolo, con l'adorazione insieme, momento di festa, di gioia. Eu non so quando sarà il nostro primo culto, ma quello primo culto deve essere una grande festa. Dobbiamo celebrare con una grande festa e raccontare tanta esperienza di questo periodo, e raccontare tutte le nostre storie in questo periodo, e sapere come è vissuto mio fratello, la mia sorella, e raccontare e vivere questo momento. Noi esistiamo per adorare, per fare festa ao nostro Dio. La Chiesa di Dio deve celebrare com festa. L'adorazione è togliere dentro di noi le parole verso Dio, aquilo che Dio è, aquilo che Lui è. Tu sei santo, Dio. Tu sei grande, tu sei maravilhoso, tu sei stupendo, tu sei la mia speranza, tu sei l'amore, tu sei la pace, tu sei la guida, tu sei. E questa è l'adorazione. Deserto è quando eu non pronuncio queste parole in musica in adorazione a Dio. Oasi è quando l'anima mia entra in profonda adorazione con Lui. Quando stiamo in profondo amore, vogliamo esprimere questo amore con Lui. Quando noi amiamo una persona, noi vogliamo dire a questa persona o quanto amiamo, o quanto è preziosa, le sue caratteristiche. E con Dio dobbiamo fare lo stesso ogni momento. Andare a casa di Dio con la folla, in adorazione, in festa. La anima mia è nel deserto, perché sente questa mancanza. Adorare e esprimere quello che io riconosco in Dio. Adorare è un modo di esprimere l'adorazione a Dio, perché io devo conoscere Dio. Conoscendo Dio, io posso adorare. Tante volte noi vediamo la Chiesa, le persone che non adorano, non perché la musica è un problema, non perché le persone che stanno cantando, le persone non adorano perché non conoscono Dio. Conoscendo Dio, nulla impedisce di adorare Dio. E è questa adorazione che Dio desidera da me, entrare in oasi e adorare Dio in festa con la gente, con il popolo. Noi siamo nati per adorare. Anima senza adorazione è nel deserto. Adorazione mi fa ritornare oasi. Parlare, intimità con la gente in adorazione. E l'ultimo punto per uscire dal deserto è quando esiste la mancanza di speranza. Sono nel deserto quando non c'è speranza. Perché ti abate, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Perché lo celebrerò ancora. Spera in Dio. Ele è il mio Salvatore, il mio Dio. Sempre stiamo vivendo il giorno di oggi, ma con sguardo nel futuro. Lavoriamo tanto per avere una sicurezza futura. E è molto triste quando a gente lavora tanto pensando que o seu lavoro é que portará uma esperança futura. Engano bugia. Lavoriamo per avere una sicurezza futura. Acquistiamo immobili per avere una sicurezza futura. Tante volte la nostra mente gira in preoccupazione per un futuro. Una anima che vive con questa mentalità è nel deserto. È povera. Perciò è stolto. È quello che Gesù ha detto, è stolto. Questo giorno chiederemo la tua anima. Che cosa tu hai preparato per Dio? Stolto. Perciò l'anima battuta è quando non esiste la speranza. Una anima nel deserto è quando non riesce a vedere oltre le sabbie. Una anima mia soltanto troverà speranza quando riesce a vedere il Signore non le sabbie. E tante volte noi vediamo le sabbie e la speranza che c'è il Signore oltre a quella sabbia, quella duna. Speranza è incontrare novamente l'Eterno che mi dà la sicurezza dell'eternità.
La speranza è trovare nell'Eterno e vedere l'eternità, che oltre quella duna o oltre quelle sabbie c'è speranza. E l'anima mia si fortifica e vede bene. Perciò vi lascio questo ultimo versetto. Salmo 135. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. E ritorniamo a Salmo 42, 12. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora, perché Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Sono 5 punti, in modo che la nostra anima possa uscire dal deserto. Sono 5 punti, in modo che l'anima mia possa trovare l'oasi e novamente vivere e trovare la gioia. Come sta l'anima tua? Preghiamo. Nostro Padre, grazie perché la tua parola è un'esperienza che possiamo vivere con fede e inserire nella nostra anima e vivere questo oasi di vita. Grazie, guidaci e benedici. Ti ringraziamo, Padre, perché in te troviamo veramente un oasi, una speranza, un camminare insieme, un'adorazione, un esaudire le nostre preghiere, un camminare in intimità con te. Grazie, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che la tua anima possa stare bene. E staremo adesso celebrando la cena del Signore. Celebrare la cena del Signore è prezioso, perché è ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Perciò a casa, oggi con la tua famiglia o da solo, non importa. Oggi con i tuoi amici, qualcuno, non importa. L'importante è che noi dobbiamo prendere il pane, o cálice e ricordare di questo stupendo momento. Vorrei leggere Luca, capitolo 22, dal versetto 14 in poi. Quando giunse l'ora, ele si mise a tavola e gli apostoli con lui. Gli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più, finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un cálice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe, e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il cálice dicendo: questo cálice è un nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Nostro Padre, vogliamo celebrare questa cena, ricordare questo momento per tutto quello che tu hai fatto per noi, hai fatto per me, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Prendiamo il pane. Gesù in quel momento stava dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Ruppi. Hai preso il pane e stava dicendo che questo pane stava simboleggiando, era in memoria, il suo corpo. Perciò che Gesù ha preso il pane e stava a ruppi per dimostrare o quanto lui ha sofferto per noi. E ha preso il pane per ricordare il suo grande amore per noi. È quello che faremo adesso. Possiamo mangiare adesso questo pane e ricordare il sacrificio di Cristo sulla croce per noi. Mangiamo insieme? Grazie, Padre, perché tu ci hai donato un pane, un corpo. Ci hai donato un sacrificio. Ci hai donato un regalo stupendo, che è il tuo corpo, la tua vita, l'agnello perfetto. Grazie perché tu sei stato sacrificio per noi, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Allo stesso modo, lui ha preso il cálice. In quel momento stava ricordando il sangue, per ricordare che quello sangue ci ha purificato di tutti i peccati. Abbiamo parlato adesso di parlare con Dio, amicizia con Dio, stare con i fratelli, adorazione a Lui, avere speranza. Tutto questo abbiamo ricevuto perché c'era un sangue, il sangue di Cristo. E questo cálice, il vino, il succo, ci fa ricordare il sangue di Cristo che ci ha purificato di tutti i peccati, un sangue puro, un sangue
senza nessun peccato. Adesso possiamo bere e ricordare questo sacrificio. Ti ringraziamo, nostro Padre, per questo momento. Ti ringraziamo, Padre, perché il sangue tuo mi ha purificato. Sono puro. Posso avere intimità con te. Tutti i miei peccati sono stati cancellati. Posso avere vita con te. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Se c'è qualcuno al tuo fianco, un abbraccio e una parola di edificazione dolce a questa persona. Una buona celebrazione e una buona giornata. Che Dio ti benedica. Un abbraccio. E finiamo questo culto adesso. E vogliamo finire questo culto ricordando che è un momento di offerta. Gesù è stato la nostra offerta. E noi dobbiamo continuare. È un momento molto difficile per la Chiesa. Perché le bollette arrivano. Gli affitti arrivano. Gli stipendi arrivano. E tante altre cose arrivano. E noi pensiamo che se la Chiesa adesso è ferma, dobbiamo continuare. Perciò abbiamo qua i nostri coordinate bancarie. Chiesa, è un momento molto difficile. È un momento delicato, ma la nostra responsabilità dobbiamo mantenere. Così stiamo sfidando la Chiesa a mantenersi fedele nella parola, a continuare a contribuire, perché dobbiamo continuare a predicare il Vangelo e anche ai nostri missionários. Momento um pouco difficile oggi perché le nostre offerte missionárie praticamente sono ferme, ma i nostri missionários continuam a lavorare. Così se tu vuoi fare il bonifico, scrivi lá oferta per Síria, oferta per Tajiquistão, oferta missionária. Só scrivi oferta missionária e anche noi staremo inserindo questo a dove dobbiamo inviare questa offerta. Questa settimana ho parlato con il pastore Elias Dantas e lui mi ha raccontato la storia del gruppo di donne che stiamo aiutando in Siria. Più di 200 donne che hanno perso il marito, che sono state decapitate. E adesso noi stiamo aiutando. La nostra offerta arriva anche là. Nostri missionari stanno servindo, nossa oferta arriva lá. Perciò è un momento, nossa oferta qua, ma anche inviare di là. Facciamo questo, momento di offerta e adorazione. E a tutti voi una buona domenica, una buona settimana. Che Dio vi benedica. Ciao!